Quando si pensa all'emigrazione il pensiero corre subito a terre povere che non possono e non hanno più la possibilità di offrire opportunità di lavoro. Da questi luoghi la gente è costretta a fuggire per costruire altrove il proprio avvenire. In effetti a fine Ottocento, per cause diverse, la Sicilia attraversa un periodo piuttosto critico. La filosofia distrugge i vigneti, gli agrumi subiscono ricorrenti crisi di commercializzazione, l'industria tortifera arretrata nei metodi di produzione ed ingovernabile per l'eccessiva divisione della proprietà mineraria, subisce la concorrenza degli zolfi americani. Frazionamento della proprietà e ingovernabilità dei prezzi danneggiano anche l'industria di estrazione e commercializzazione della pietra pomice di Lipari. Le tonnare dell'intera isola subiscono un decremento del 40% del prodotto lavorato. Le isoline di Trapani risentono del trend generale. Il disastroso terremoto di Messina del 28 dicembre 1908 provoca 60.000 vittime e 80.000 esuli. Poi ci sono le condizioni generali di una Sicilia immobile nel tempo, dove il 99% della terra è posseduta dallo 0,1% della popolazione, dove la violenza mafiosa impedisce la rivolta dei contadini, la repressione nel sangue del 1894 del movimento politico dei fasci siciliani, sindacati dei lavoratori siciliani, contro i 100.000 iscritti, ordinato dal governo italiano, timoroso della crescita radicale e socialista, liquida infine un'importante occasione di modernizzazione dell'isola. Ma a ben guardare le disastrose condizioni economiche dell'isola, terremoti, diseguaglianze sociali e mafia, non appartengono soltanto ai 40 anni a cavallo tra i secoli, ma sono condizioni endemiche anche dei decenni precedenti. Quali altri elementi quindi entrano in campo per provocare un così massiccio esodo di siciliani? In generale, a fine Ottocento, oltre 50 anni di navigazione a vapore hanno intanto reso più vicini i continenti. In particolare le compagnie di navigazione transoceaniche riescono a creare una vera e propria cultura dell'emigrazione, incaricando migliaia di agenti e subagenti con il compito di vendere i passaggi transoceanici e a svolgere tale ruolo sono persone comuni, barbieri, bottegai, ostetriche, che spinti dal guadagno trattengono l'1,5% del prezzo incassando, creando orientamenti e riescono a convincere persino gli incerti. Essi si servono anche di guide, di opuscoli che esaltano le opportunità offerte dalle lontane Americhe, non sempre le indicazioni sono veritiere, tanto che qualcuno pensa di pubblicarli privatamente e con informazioni più attendibili. Il risultato è un esodo massiccio, che comincia nell'ultimo ventennio del secolo XIX dalle province del latifondo, a partire dal primo ventennio del XX secolo le partenze si uniformano e il dato generale dell'isola diventa omogeneo. Nel rapporto con l'emigrazione italiana, mentre ancora nel 1902 la Sicilia è tra le regioni italiane meno colpite dal fenomeno migratorio, nel primo ventennio del secolo balza ai primi posti con l'intero mezzogiorno d'Italia. Questa mostra è curata dal professor Marcello Saia dell'Università di Messina, con un grande staff di organizzatori che hanno a che fare con i musei che sono sparsi in tutta la Sicilia, i musei dell'emigrazione. Qui abbiamo alcuni di questi musei che si trovano a Trapani, a Santa Ninfa, e a Caltanissetta, Museo dell'Emigrazione dell'area del Latifondo, Acquaviva Platani, Caltanissetta, il museo di Savoca, Museo dei Cappuccini, in provincia di Messina, la Casa dell'Emigrante di Canicattini Bagni, Siracusa,
il museo di Salina, Isola di Salina, Palazzo Marchetti, a Massa. Il museo dell'area etnea, Giarre, Palazzo della Cultura, Piazza Macherione. Il museo del cinema dell'emigrazione, il cinema Lumière di Ragusa.